Io penso che sia fondamentale, dopo 40 anni di dibattiti, che in questa regione si sentano i veneti con un referendum ufficiale, qualora riusciremo a convocarlo è bene che si convochi, per chiarire quali sono i veneti a favore dell'indipendenza e quali no. E questo è il minimo che dobbiamo fare, lo dobbiamo ai veneti. È il momento che i veneti decidano se continuare o no a far parte dell'Italia. La posta in gioco per il governatore Luca Zaia è la completa indipendenza politica da sancire attraverso un referendum, lo stesso percorso che si sta attuando in altre regioni d'Europa come Scozia e Catalogna. Se ieri erano i movimenti politici che nascevano dal popolo a porre la questione, oggi la pongono direttamente i nostri amministratori. I nostri amministratori sono imbarazzati davanti a un vero e proprio movimento secessionista che è rappresentato dagli imprenditori che chiudono e abbassano le saracinesche in Veneto e aprono in Carinzia. Voglio essere chiaro con i veneti, prosegue Zaia aprendo i lavori del Consiglio regionale straordinario dedicato all'indipendenza. In questo momento la regione non ha il potere di indire un referendum, la Costituzione lo vieta, ma esistono norme di diritto internazionale che dal punto di vista giuridico hanno la precedenza sulla Carta Costituzionale, come l'articolo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite. Partiamo da dei provvedimenti che giuridicamente sono assolutamente prioritari, che sono quelli dell'ONU, che parla di autodeterminazione, e per fare questo un'analisi giuridica seria diamo vita alla costituzione di un tavolo a livello regionale dove autorevoli giuristi si dedichino a definire questa partita. Dal Consiglio a fine serata emerge una risoluzione votata trasversalmente da Lega, PDL e Federazione della Sinistra, dove la parola indipendenza non compare, ma ci si impegna a istituire una commissione di giuristi per valutare la fattibilità del referendum. Personalmente, se mi trovassi davanti a una scheda all'interno di un'urna elettorale e con un sì o un no, metterei sì per l'indipendenza del Veneto. Questo è poco ma sicuro. Qui non è questione di decidere in questa aula regionale se siamo per l'indipendenza o meno del Veneto. L'importante è dare la parola ai veneti. Questo è un principio di democrazia che deve essere riconosciuto. È un diritto anticostituzionale, cioè prima della Costituzione, non anticostituzionale. Viene prima della Carta, viene la volontà del popolo. Io voglio che i veneti si esprimano. Le comunità hanno assolutamente il diritto di potersi esprimere e dove non è possibile non si tratta più di democrazia ma si tratta di dittatura. La coccarda serve a dire che noi riaffermiamo l'appartenenza del Veneto all'unità nazionale, siamo per un federalismo vero, ma contemporaneamente diciamo che serve una cessione di sovranità degli Stati nazionali verso gli Stati Uniti d'Europa, che è una prospettiva importante da perseguire già nella prossima Assemblea europea. Moltissimi di noi qui in Veneto di Rifondazione Comunista sono affezionati invece al pensiero dell'autodeterminazione dei popoli. La sinistra in questo paese invece sembra aver dimenticato questi pensatori e questo pensiero politico e sembra abbracciare lo sventolio del tricolore come fosse un feticcio. No, non è un feticcio, lo Stato deve assicurare i cittadini. Quando lo Stato non assicura più i cittadini, quelli più bisognosi, in uno spirito di solidarietà, cosa difendo? Difendo gli interessi delle banche che sono mondiali, che sono americane, tedesche, inglesi e che uccidono i cittadini italiani. Questo va allo Stato italiano. Io non posso stare da quella parte. Dunque il Consiglio regionale ha discusso a lungo dell'indipendenza del Veneto e soprattutto dell'ipotesi di un referendum che possa in qualche modo portare ad un percorso indipendentista. Ovviamente è stata una giornata importante, definita storica dai movimenti che vogliono la totale autonomia e libertà di questa regione. È importante che il Consiglio regionale abbia accolto questa richiesta di parlare di questo referendum e ovviamente il clima è stato favorevole fin dall'inizio, con manifestazioni anche di dissenso da parte del Partito Democratico, i cui rappresentanti hanno sfoggiato una coccarda tricolore per riaffermare il valore dell'unità nazionale, ma insomma l'importante è che come in ogni democrazia si possa discutere, si possa parlare e soprattutto è arrivato da parte del governatore Luca Zaia anche oggi un semaforo verde a questo referendum, cioè i veneti vogliono l'indipendenza, lo dicano, facciano sentire la loro voce, esprimano il loro parere e il referendum si faccia. Questo è già un passaggio molto importante. Cosa succederà dopo un referendum? C'è chi dice si andrà avanti come la Catalogna, come in Scozia,
Certamente ci sono tante incognite, ci sono tanti punti da chiarire, ci sono tanti rischi per chi vuole l'indipendenza in un paese come il nostro, dove di tolleranza per coloro che vogliono l'autonomia ce n'è pochissima, ce n'è sempre stata e lo si vede ogni giorno, soprattutto con un governo, con questo Stato centrale che penalizza, mortifica la periferia e ovviamente mette i bastoni tra le ruote a chiunque voglia avere un qualsiasi margine di manovra, ma insomma l'importante è partire con questo processo e vedere come si andrà, dove si andrà a parare. Certamente è una data importante e qualora un giorno fosse raggiunta l'indipendenza del Veneto, questa sarebbe sicuramente ricordata come una pietra miliare.